Eccoci con mister Turchetto, un 3-0 per il Portogruaro, tutto nei primi 20 minuti. Avete avuto l'occasione del 3-1 fallita di un soffio, che forse sarebbe stato qualcosa di più del gol della bandiera a quel punto. Si poteva anche pensare di riaprire la partita. Che lettura dà? Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Portogruaro che si è dimostrata una squadra di un'altra categoria rispetto a noi. Certo che dispiace perché i primi due gol sono stati fatti su due grosse ingenuità nostre, due errori che una squadra che deve salvarsi come noi non deve commettere. Poi applausi sulla punizione del numero 8, bravissimo, niente da dire. Sul 3-0 il Portogruaro ha un po' abbassato i ritmi, noi abbiamo avuto un'occasione clamorosa subito con Frezza, quella che diceva lei, e anche una dove è stato bravo Fogero all'inizio del secondo tempo sulla parata su Luke. Poteva essere una sconfitta meno amara, ecco. Però... Sì, nel secondo tempo avete avuto un paio di occasioni in cui Fogero vi ha negato... Sì, la partita non è mai stata in discussione. Certo, poteva essere meno amara o meno amaro il risultato. Sì, voi avete vinto la prima, perciò avete fatto una buona partenza. Forse oggi avete trovato anche un Portogruaro in forma smagliante. Insomma, ci sono delle partite che quando prendono una via, insomma... Ripeto, noi dobbiamo salvarci. Sicuramente i punti per la salvezza non passano da Portogruaro. Abbiamo giocato con una squadra nettamente più forte di noi. L'unico rimpianto è che potevamo rimanere in partita senza concedere quegli errori là, probabilmente avremmo messo un po' più in difficoltà il Portogruaro. Sì, allora in conclusione, detto delle due squadre in campo oggi, insomma un 3-0 parla da solo, una considerazione che può fare su questo campionato, anche se è all'inizio, secondo lei quali sono le squadre che possono puntare alla vittoria? Per quello che si è visto o letto? Noi ne abbiamo viste ancora poche, però insomma, sulla carta credo che, come dicono tutti gli addetti ai lavori, il Portogruaro, se non è il Porto-Mansuet, siano altre squadre che hanno qualcosa in più. Poi dopo sarà il campo a decidere, a dirci chi era più forte. Nessun rimprovero da fare né a se stesso né ai suoi ragazzi. Oggi insomma avete dato quello che si poteva. Insomma. Ma le ripeto, il secondo tempo è stato più una prova d'orgoglio. Dispiace perché abbiamo preso gol comunque su grossi errori nostri. Questo sì, questo è l'unico rimpianto che c'è. Poi ribadisco, Portogallo. Bene, allora vi rifarete alla prossima. Grazie mister. Grazie a voi, arrivederci.